Grazie, scrive una mamma sulla pagina Facebook del presidente della regione Veneto. Sono tanti i genitori che affollano la bacheca di Luca Zaia dopo l'impugnativa contro il decreto Lorenzin di qualche giorno fa. Le mamme vanno ascoltate e non saranno dei premi Nobel della medicina, ma hanno il sesto senso e non meritano di incappare in multe. Si vuole punire invece che informare, secondo il governatore del Veneto. D'altronde lo va ripetendo da giorni che non è in discussione l'utilità dei vaccini, ma gli aspetti normativi del decreto che potrebbe convertirsi in legge. Anche da Piazza Bra, dove Zaia era in visita per benedire il secondo turno di Federico Sboarina, si leva un coro di applausi con tanto di cartelli. Le mamme hanno paura ed è giusto che l'informazione sia quella che prevale sull'obbligo, no? Il Veneto è l'unica regione a non avere l'obbligatorietà come 15 paesi europei, tra i quali la Gran Bretagna, il Regno Unito, la Germania, la Spagna, e il sistema funziona. Proprio a difesa di quel modello, oggi l'assessore della sanità veneta Luca Coletto è stato in audizione al Senato. Coletto è lì con il dottor Mantoan, sono lì a portare la nostra posizione, la mia posizione, che è questa, che è quella di una difesa di un modello che funziona. Non si corregge quello che funziona perché altrimenti si può solo che peggiorare. Il Veneto è l'unica regione che non ha l'obbligo vaccinale da 10 anni, un decreto che sarebbe un colpo di spugna inutile secondo Zaia, che ha avuto anche l'assist da Maroni. Introdurre la coercizione avrebbe un effetto boomerang anche in una regione come il Veneto che ha dati di tutto rispetto. Il 92,6% dei bimbi veneti sono vaccinati. Quindi non si dica cretinate sul fatto che i veneti fanno campagna contro i vaccini, però abbiamo rispetto per i genitori. Non sono mancate le polemiche. Proprio ieri sulla stampa locale l'immunologo Roberto Burioni si dimostrava scettico sulle stime di Zaia, ricordando che 200 casi di morbillo da gennaio qualcosa dicono. Prima di parlare di performance si guardi alle anagrafi, invita invece il presidente. Il Veneto è uno dei pochi ad averne una digitalizzata. Altre regioni hanno registri improvvisati compilati ancora da amanuensi.